La seconda giornata di Vinitaly è sempre come un consueto proprio appuntamento tra noi, il mondo del vino, ovviamente Astoria e RCS Sport, dove presenteremo ovviamente il package di quest'anno del Giro d'Italia, alcune battute proprio da Mauro Vegni e anche dall'amministratore delegato di RCS Sport Bellino, e dove ci sarà questa proprio anteprima proprio mondiale del prodotto, del Giro d'Italia e di tutte quelle che possono essere anche un po' le curiosità. Ricordo che quest'anno ci saranno sempre le tappe venete, che saranno sempre regine principali del percorso, perché proprio la penultima tappa ci sarà questa tappa fenomenale ad Alpago con arrivo a Bassano, con passaggio proprio davanti anche alla nostra sede di Crocetta del Montello, e quindi direi che veramente il Veneto è come sempre in prima linea e sempre super protagonista del Giro d'Italia. Direi che il Veneto ha fatto un ulteriore passo soprattutto di innovazione, perché proprio quest'anno con il prodotto dedicato al Giro d'Italia avremo proprio nel packaging, perché Astoria cerca sempre di più di essere sempre più attenta nella sostenibilità, sia con certificazioni e con ovviamente tutta la parte anche green riguardante anche la parte energetica, e quest'anno abbiamo proprio voluto legare il packaging del Giro d'Italia a questa innovazione proprio nel tappo, perché quest'anno il Giro d'Italia avrà un tappo completamente di un materiale riciclabile, quindi non un tappo in sughero, con un materiale ovviamente un biomateriale, e soprattutto un tappo a carbon footprint completamente 0%, quindi un punto veramente importante di innovazione, e soprattutto ci dà la possibilità di questo tappo, tramite la mancanza ovviamente del sughero, di avere un prodotto completamente inalterato nel tempo.